I look forward to seeing you in Venice in May 2026. Un appuntamento che Koyo Kuo, direttrice della 61esima Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia, in programma nel 2026, non riuscirà a mantenere per un tragico destino che lo scorso 10 maggio, a causa di una malattia fulminante, l'ha strappata alla vita. Sarà comunque presente in altra forma. Con gesto coraggioso e senza precedenti, la Biennale di Venezia, guidata dal suo presidente Pietrangelo Buttafuoco, ha annunciato con una scelta dirompente, in accordo con la famiglia di Kuo, di realizzare la mostra da lei pensata. Un annuncio sottolineato da applausi scoscianti e da una profonda commozione palpabili nella Sala delle Colonne a Ca' Giustiniani. Chiede la sua piena disponibilità al presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, ad assumere l'incarico di direttore artistico del settore arti visive della Biennale. Koyo Kuo ha lavorato intensamente dall'ottobre 2024 fino ai primi di maggio, pochi giorni fa, alla realizzazione della mostra che avrà il titolo e il contenuto da lei pensati, in minor case, in tono minore. La mostra verrà inaugurata il 9 maggio 2026 fino al 22 novembre. I contenuti saranno annunciati il 25 febbraio del prossimo anno. A tracciarne la strada saranno Koyo dall'altrove, come ha indicato il presidente Buttafuoco, con la Biennale e il team di curatori e collaboratori da lei scelti. L'arte spalanca le porte all'eterno. Nel suo sguardo c'è il momento da attraversare, ancora prima di dire la sua risposta, mi chiede, posto il vincolo di riservatezza, posto il bisogno di non far trapelare nulla oltre quelle mura della stanza in cui ci ritroviamo, mi chiede, posso dirlo comunque a mia mamma?